Una grande manifestazione, tanta gente coinvolta, ci sono state tante persone chiavaresi ma anche tanti da fuori. Sì, è stata una manifestazione partecipata, mi hanno detto 1000 iscritti, perciò un grandissimo successo. Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione comunque dà il via all'estate chiavarese, perciò è un'occasione anche per i cittadini di Chiavari ma anche per i turisti di vedere attraverso anche questa maratona degli scorci bellissimi della nostra città in uno dei giorni comunque più lunghi dell'anno. Siamo davvero contenti, speriamo che gli atleti siano tutti contenti, perché noi va bene contenti, ma devono essere contenti gli atleti, così da avere un buon ricordo e tornare alle nostre manifestazioni. Anche un grande staff con una maglietta tutte uguali, insomma tantissimi per le strade, per il ristoro finale, insomma avete organizzato tutto bene. Sì, è una cosa che non è facile, diciamo, da organizzare, comunque da iniziare. Adesso noi siamo al 4º anno e devo dire che tanti amici ormai ci seguono e ringraziamo, perché ricordiamo che sono tutti volontari, tutte le persone che trovate sul percorso sono tutti volontari e sono fondamentali per noi, cioè per realizzare la cosa, ma anche per la sicurezza degli atleti. Carlo, una vittoria importante ma soprattutto con una dedica particolare. Sì, questa qua è una vittoria dedicata a tutta la mamma che purtroppo 2 settimane fa ci ha lasciati così, senza preavviso. Però questa cosa qua mi ha dato uno stimolo ancora di più per correre ancora più forte, superare i miei limiti, che ho ancora tanto da dare. Come ti sei trovato su questa pista? Allora, io a Chiavari, a me questo posto, come dicevo prima, mi piace tantissimo, mi piacciono tutte le gare, mi piace l'organizzazione, mi piace il posto e anche alla mia mamma piaceva tantissimo questo posto qua. Infatti se fosse stata ancora qui sarebbe sicuramente venuta a vedere la gara, perché lei piaceva tantissimo vedermi correre.